Ciao a tutti, tifosi del Napoli. La nostra squadra sta cercando di migliorarsi costantemente per portarci nuove gioie e continuare a crescere. Oggi vi parliamo di una situazione delicata che riguarda uno dei nostri giocatori più amati, Kvicha Kvaratskhelia. Prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like e iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sulle novità del nostro Napoli. Come molti di voi sanno, Kvaratskhelia non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole offrirgli un aumento significativo, ma al momento la proposta non sembra convincere completamente il giocatore georgiano e il suo entourage. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, durante la trasmissione Asterisco Speciale Calciomercato Asterisco su Sport Italia, il ritardo nella gestione di questo rinnovo potrebbe essere stato un errore da parte del club. Kvaratskhelia, uno dei protagonisti del nostro storico scudetto, ha guadagnato sul campo il diritto a un aumento di stipendio. Tuttavia, sembra che il giocatore stia ora chiedendo una cifra vicina agli 8 milioni di euro all'anno, mentre il Napoli potrebbe non essere disposto a soddisfare completamente questa richiesta. Si parla della possibilità che Kvara accetti una cifra più bassa, forse intorno ai 7 milioni, ma la situazione è ancora in evoluzione. E voi, cosa ne pensate? Il Napoli dovrebbe fare uno sforzo per trattenere Kvaratskhelia a queste condizioni? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti qui sotto. E non dimenticate di mettere un like e iscrivervi al canale per non perdervi neanche una novità. Forza Napoli, sempre!